Cari amici, ben ritrovati, festa bagnata, festa fortunata e siamo alla 38esima festa della mela a Monfumo. Siamo in compagnia del nostro caro amico, il presidente della Proloco, Ivano De Paoli. Ben ritrovato Ivano. Grazie, ben ritrovato anche a te. Dopo un anno di restrizione si riparte alla grande con qualche novità. Sì, la novità è che quest'anno, non essendoci restrizioni, possiamo lavorare più tranquillamente, senza avere Green Pass, eccetera, tutte quelle regole che l'anno scorso ci hanno tarpato le ali, ma non solo a noi, un po' a tutti. Comunque quest'anno sì, l'abbiamo rifatta nel posto storico della prima festa della mela del 1984, di cui abbiamo lì anche il manifesto originale. L'abbiamo fatta un po' più in piccolo e la facciamo di un weekend, non di 2 weekend come facciamo di solito. Questa sera tra l'altro ci sono anche gli alpini, un validissimo aiuto che se non ci fossero non so come faremo. Dicevo, ci sono gli alpini che vendono il ciclamino per la ricerca sulla fibrosi cistica. L'amministrazione doverosamente in prima fila, perché le associazioni mettono tempo, mettono capacità, mettono disponibilità ed è veramente nostro dovere dargli una mano tutte le volte che è possibile, anche perché il nostro territorio ha bisogno di queste manifestazioni. Finalmente, come ha detto bene lei, il lockdown è finito, c'è tempo, modo per ricominciare, per andare avanti. Tutti i giovani e meno giovani e alpini, come dicevo prima, perché se non ci fossero i volontari la Proloco non esisterebbe, ovviamente. Quindi un grazie di cuore, perché anche se è una festa piccolina comunque si richiede tantissimo lavoro, e impegno e sacrificio. Piccolissima ma un grandissimo menù. Ieri pizza, quest'oggi grigliate di pesce, frittura di pesce Con pesce fresco. e domani Domani sera abbiamo la tagliata su prenotazione, che abbiamo già chiuso le prenotazioni, mentre domenica a mezzogiorno anche lì abbiamo chiuso le prenotazioni perché abbiamo raggiunto il limite. Domenica, dicevo, c'è lo spiedo a mezzogiorno. e quindi che dire, noi intanto ti ringraziamo di questo invito. Posso aggiungere una cosa? Domenica c'è anche il mercatino all'aperto, 60 espositori circa, su tutte le vie del paese fino su in Baita degli Alpini, da dove si gode una vista bellissima. Quindi invitiamo tutti i telespettatori. Sicuramente non faranno tempo a venire a questa edizione, però diamo un appuntamento alla 39esima. Alla 39esima ci saremo di sicuro. Yeah.